La nostra forza è sempre stata il gruppo. Abbiamo avuto, diciamo, un finale stagione un po' movimentato perché per chi per i vari campionati, chi non poteva venire, siamo venuti sempre in 8 contati. Abbiamo fatto, diciamo, brutte figure per quello che non siamo. E oggi è stata la risposta, diciamo che c'eravamo quasi tutti quanti, mancava Giuliani, mancava che diciamo che ci dà una gran mano davanti, però abbiamo visto che Baldassar non è da meno, abbiamo tutti grandi giocatori. Noi giochiamo col cuore le partite, poi quando ci viene a mancare quello siamo dei giocatori normalissimi. Penso che Roma Calciotto ha fatto paura un po' a tutti quanti. È stato esempio che ha vinto e rimonta fuori casa col Peperino, se non mi sbaglio. Ha degli giocatori che parlano da soli, cioè Klaus, Feola, Parroni. E noi stasera siamo stati bravi. Che c'è da dire? 10 gol siamo stati bravi noi, siamo stati bravi. Loro hanno provato, all'inizio della partita è stata un po' equilibrata, poi vuoi un po' anche l'assenza del portiere loro titolare che è stato rimpiazzato da questo ragazzo oggi che ha avuto 2 infortuni nei primi 2 gol, però cioè, merito a noi. No, no, assolutamente, assolutamente. Mazzesi là dietro parla da solo, cioè, penso insieme a Zamperini sono due centrali che penso potrebbero far bene anche nel calcio professionistico, secondo me. Poi ce l'abbiamo qui la sera, è sempre a favore nostro. Baldassarre, ragazzi, è uno che lavora per la squadra, è un attaccante che se fa un mazzo tanto, secondo me è giusto che faccia parte del nostro roster. Lo stesso Giuliani, diciamo che in fase di ripiego è un pochetto meno propenso e noi abbiamo l'alternativa a tutto, diciamo. Possiamo difendere tutti quanti, lo stesso Martino a sinistra, può essere imprezzato da Laimo, da me. Cioè, diciamo, possiamo girare tutti quanti e questa è la cosa bella di questo gruppo. Riusciamo a far bene tutti quanti, chi più o chi meno, in ruoli non adatti cioè, alle nostre caratteristiche.